Scatman's World. Ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Formula 1 2012. Ragazzi, ho ricevuto un sacco di messaggi, volete il campionato di F1 del Comenda, così colà. Ragazzi, riproviamoci, spero di non aver problemi ancora con i salvataggi corrotti, perché sennò veramente vado a fare in culo tutti. Allora, chiaramente non faccio carriera, parto con la Ferrari, quindi faccio gara rapide, uso il metodo delle Olimpiadi, metto i punteggi sul foglio Word, così vedete classifica piloti e costruttori. Faccio vedere solo la gara, non le qualifiche. Si parte col Melbourne, andiamo. Allora ragazzi, finite le qualifiche, quarto posto, non male, ho fatto un paio di errori, però ho cercato un setup molto aggressivo, veloce, però poco stabile. Luigino Hamilton, prima pole position, andiamo. Andiamo ragazzi, ricordiamo che la difficoltà è massima, previsto sole, speriamo bene ragazzi, bisogna partire bene, perché dobbiamo conquistare il mondiale ragazzi. Vai ragazzi, prima tappa del mondiale, Gran Premio d'Australia, Alonso è quarto, bisogna partire bene ragazzi. Vai, rombo di motori, vai, Gran Premio d'Australia, partiti, vai Alonso subito che scatta come un grande. Dai. E Alonso è davanti a tutti alla prima curva. Abbiamo evitato incidenti ragazzi, questo è già importante. Ricordiamo che se il Comandone sbaglia non si torna indietro ragazzi, come nella realtà. Bisogna andare tranquilli le prime curve perché abbiamo le gomme non al massimo, devono ancora entrare in temperatura. Nuvoloni minacciosi, ma non è prevista pioggia qui all'Albert Park. Occhio. Dai Comandone, dai. Già 2 ritiri intanto. Vai Fernandone, dai Fernandone. Involati Fernandone. Chiaramente ragazzi non è facile parlare in game perché questo gioco veramente ci vuole una concentrazione incredibile. Io purtroppo sono un gondolaro e i gondolari fanno fatica con i giochi di macchine. Dobbiamo partire bene, sono le mie gare, le prime, Melbourne, Sepang, Catalunya, Monte Carlo, Montreal, Cina un po' meno. Primo giro. La vettura di Felipe si è fermata, si deve ritirare. Attenzione, ritiro di Felipe Massa. Madonna, ma che sfiga. Ritiro al primo giro per Felipe Massa. Dobbiamo guidare puliti ragazzi. Abbiamo Gigione Hamilton in secondo, Vettelone terzo. Dai Fernandone, involati. Sento la pressione di Hamilton, lo sento dietro. E non è un bel segno. Non riesco a scrollarmelo di dosso. Dai ragazzi, dai. Che Massa si è ritirato. Porca miseria, che sfiga. Bravo Comandone, la tiene. Secondo giro completato. DRS abilitato. Il DRS sarà disponibile in questo giro. Potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS. Noi che siamo a 8 decimi, abbiamo fatto un buon giro, anche se Maldonado ha il faster lap. Giro record di Maldo. Ce ne dovevamo andare ragazzi. Abbiamo fatto veramente un setup veloce, però
Purtroppo una tenuta di strada non incredibile, però siamo a 1 secondo e 3. Stiamo guadagnando adesso con le gomme in temperature. Vai Fernandone. Melbourne è proprio la mia gara preferita, ragazzi, devo sfruttare perché poi arrivano le gare dove faccio cagare. 1-6. Un vantaggio comunque non rassicurante, ragazzi. A questo livello di difficoltà il Comenda fa molta fatica, ragazzi. Intanto la benzina la teniamo su normale. Non c'è motivo di sprecare. Abbiamo un po' rallentato. Abbiamo perso molto secondo me adesso. Terzo giro, dai ragazzi, dai. Dovrebbe effettuare una sosta fra pochi giri. Gigione Hamilton tra poco ai box. 1.31 e 600. Dalla vettura che ci segue è inferiore a un secondo. Giro record per Luigi. Luigino 1.31 e 258. Siamo in linea con i tempi degli altri. Dai Alonsone, dai Alonsone. Abbiamo un distacco di 1 secondo da Hamilton. Dura. Dai Fernando, vai di Kers. Questo è un punto dove guadagniamo di solito. Ok, 1 secondo e 55. Siamo tutti là però. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Mamma mia. Vediamo il giro di Alonso. Vediamo il giro di Alonso se migliora. Migliora Alonso. Giro incredibile, ma non è. Porca miseria, Hamilton mi supera. In uscita dalla pit lane. Mamma mia. Che rischio ragazzi, che rischio. Sosta ai box adesso. Sosta ai box. Le gomme non ci sono più. Vediamo se ha pagato fare un giro in più. La temperatura delle gomme va bene. Sì, solo che sono finite, quello è il piccolo problema. Dai ragazzi, dai. Andiamo ai box. Siamo a metà gara praticamente. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. E adesso ci giochiamo tutti. I meccanici Ferrari devono essere velocissimi. Anche GJ box, Webber invece continua. GJ box, GJ box. GGI box. Vai Alonso. Vai, dai scuderia, dai, muoveve, vai. Bravi ragazzi. Bravi. Dai. Non attraversare la linea bianca in uscita dalla corsia box o subirà. E adesso Webber. Webber, vediamo se la strategia di Webber funziona. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Adesso devo tenere il carburante su elevato. Devo spingere come un pazzo adesso. Gli altri devono tutti andare nei box invece. Alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Dai.
Le gomme devono ancora entrare in temperatura, però purtroppo. 9 secondi da Ricciardo. Bisogna capire il distacco da Webber. È quello che conta, ragazzi. Dai Fernandone, dai. Mamma mia. Non proprio una curva strepitosa di Alonso, porca miseria. Secondo me ho perso in questo giro. Webber sta spingendo al massimo. Mamma mia. Nessuno ai box. Nessuno ai box. Devo spingere, però adesso non ho alternative se voglio riprendermi la prima posizione. Strategia particolare quella di Mark Webber. Sta ritardando di molto la sosta. Ai ai ai. Vediamo se la mia strategia... Ci giochiamo tutti ai box perché veramente... Oh, speriamo in qualche ritiro nel ritiro di Webber, perché noi non siamo sportivi, ma la vedo dura. Dai, dai Alonsone, dai. Devo stare anche attento adesso, dopo questo giro devo mettere il carburante normale, se no rischio di ritrovarmi senza benzina. Ok. Carburante standard. Di resta terzo, attenzione, qualcuno ai box sicuramente adesso. Hülkenberg sta conducendo la gara. Hülkenberg in prima posizione. Attenzione, Webber non c'è, ma che cazzo ho visto allora? Ah no, Webber era dietro di me, scusate ragazzi, scusate, è Hülkenberg. Oddio. Madonna, per guardare i tempi. Cretino di un Kumenda. Non ci credo, non ci credo. Sono un pirla. Guarda come vado a fregare la prima posizione. Adesso è lotta con Gigi. Adesso è lotta con Gigi. 2 ritiri, intanto 4 ritiri in totale. Proviamo all'interno. Attenzione, mamma mia. Mamma mia, graziato qua, graziato. Graziato. Sei al terzo posto. Però ho perso secondi preziosi da Hülkenberg e Ricciardo. Però teoricamente siamo ancora davanti con i pit stop. Manovre al limite del Kumendone, ma ragazzi voglio mantenere la prima posizione. Adesso è una sofferenza ragazzi, Tutti e due i box, riprendiamo la prima posizione. Alonso ritorna primo. Mancano 4 giri al termine di questo Gran Premio d'Australia vincente. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non sembra niente di serio. Questo è lo scontro con me, cazzo. Niente distrazioni, Kumenda, nessuna distrazione. La tensione è altissima.
Dai Fernando, dai. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungere... Hamilton tenta il tutto per tutto. Bellissima gara qui all'Albert Park di Melbourne. Alonso vuole cominciare bene la stagione. Ok. Spingi Fernando, spingi. Miglior tempo con le dure, pazzesco. La Ferrari si trova meglio con le gomme dure, incredibile. Incredibile amici. Mamma mia, pochi giri al termine ragazzi, la sofferenza è infinita. Fai attenzione alla vettura alle tue spalle, ha solo 2 secondi di svantaggio. Dai, però siamo in vantaggio, però abbiamo guadagnato adesso. Stiamo girando bene. Dai che con le gomme dure stiamo andando molto meglio, cazzo, dai. Dai Fernando, dai. Hamilton sta pagando anche un attimo l'alettone, un po' danneggiato, ha perso qualche decimo sicuro. Anche manca poco, mamma mia, mamma mi sono visto sul muro, mamma mia. 1.31.9, altro miglior giro di Alonso, record personale di Fernando. Adesso la Ferrari sta veramente dominando, però abbiamo perso, cazzo. Incredibile. Vuol dire che ha fatto una grande prestazione anche Gigi. Dai ragazzi, dai. Attenzione, cosa succede? Madonna del Signore. Qua ho fatto una cagata di proporzioni obese. Cagata kumendiana, la classica cagata kumendiana. Dai, 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 dai. Ti mi scivola il joystick, porca miseria. La temperatura dei freni è nella range ideale. Bene, giro di merda questo però, Infatti Hamilton mi ha proprio là, Di un secondo da Hamilton. Hamilton ha recuperato tantissimo, cazzo. Fai attenzione alla vettura dietro di te, a meno di un secondo di distanza. Potrebbe cercare di sorpassarti azionando il DRS. Adesso so cazzi. Brutto giro di Alonso, brutto giro di Fernando. Due laps remaining. 2 laps. 2 giri alla fine, ragazzi. Sono molto teso adesso, Scusate se in questo momento non posso parlare perché sono teso di più. Attenzione, Webber. Attenzione però, Webber ha superato Hamilton. Errore di Gigi. Errore di Gigi. Errore di Gigione. Errore di Gigione. Bene, bene, bene. 1,5, 1,5 di vantaggio. Dai che è una gara quasi perfetta, cazzo, dai.
Final lap per Alonso. 1.36, migliorato Alonso. Siamo sotto il muro dell'1.31. Giro record di Resta. No! Frena, stronzo obesoide. Mamma mia. Mamma mia. Giro record per Di Resta. Madonna, incredibile. Sta maturando per la Ferrari il primo successo stagionale. Dai box c'è molta tensione, ma la voglia di gioire è tanta dopo le beffe dell'anno scorso. Dai Fernando, dai Fernando. Abbiamo un buon margine, abbiamo un buon margine. Poche curve separano Alonso dal primo successo stagionale. I tifosi della Ferrari sono in festa. Tantissimi tifosi appassionati della Ferrari pronti a festeggiare. Penultima curva. Ormai ci siamo. Ultima curva per Alonso. Ed è vittoria per Fernando Alonso. Prima gara del mondiale. Grande Alo, grande Alo, grande Ferrari. Grande Alonso, grande Alonso. Secondo Webber, terzo Luigino Hamilton.